Sulla costa tirrenica, a metà strada tra Palermo e Messina, in faccia alle isole Eolie, vive San Marco d'Alunzio con i suoi 2000 abitanti. È tutto quanto oggi rimane dell'antica Alunzium di origine ellenica. All'alba, la piazzetta e le stradicciole ancora deserte sono percorse solo dalle donne che vanno al lavoro, perché qui la povertà della terra ha fatto rompere da tempo il rigore tradizionale delle figlie della Sicilia. Nelle case che si aggrappano in cima al monte restano soltanto poche giovanissime destinate a guardare la casa e i bambini troppo piccoli per rimanere soli. Le altre donne scendono lungo le tipiche strade lastricate di marmo rosso striato, ricchezza del paese non ancora sfruttata. Passano davanti all'antichissima chiesa dell'Ara Celi e al Tempio di Ercole, di costruzione ellenica, consacrato al Cristo dai primi fedeli. Passano presso la cava di marmo a mezza costa e presso la nuova scuola, vicina al loro cuore, perché costruita pietra su pietra dalle loro braccia. Scendono al luogo di raccolta, laggiù, sul greto alluvionale del Rosmarino, prima che il torrente raggiunga il mare. Da altri borghi e da altri villaggi, altri uomini e altre donne convengono all'appuntamento quotidiano per conquistare nuova terra fertile, per trasformare questa distesa sassosa in tanti giardini di limoni, di aranci, di cedri profumati. Portare sassi al margine del Greto è il compito estremamente facile ma faticoso di queste donne. Il giro comincia e finisce presso i carri che portano il materiale destinato alla costruzione di case e strade più su al paese. Appena libero il terreno, già si piantano i primi limoni. Poco discosto, uno spaccapietre rompe i macigni per renderli maneggevoli e facili al trasporto. Un cerchio senza fine è in perpetuo moto 8 ore al giorno, mentre 1 o 2 uomini sollevano le pietre fin sul capo delle portatrici.
Quando il sole è più alto, più faticoso è il lavoro. Il caldo torrido e l'arsura schiacciano uomini e donne sotto il doppio peso della canicola e dei sassi. Ma il cerchio non si arresta per questo. La macchina continua il suo lento, monotono giro, guadagnando ogni ora nuovo argine, restringendo il letto del fiume. Ai colpi della mazza, le schegge schizzano tutto intorno. Gli occhi di chi lavora nei pressi non sempre sono risparmiati. La vecchia portatrice aiuta la compagna ancor giovane e bella, lei che su questo greto ha lasciato la giovinezza. Alle 12 il lavoro si arresta. Le donne raggiungono gli involti e i cesti della colazione e consumano accoccolate sui sassi quanto hanno portato da casa. Il ponte di ferro col suo nero profilo è l'unica muta testimonianza di un altro mondo lontano e semisconosciuto, cui tende forse col pensiero ognuna di queste donne. E anche tra l'arido di questi sassi, gli esseri cercano con l'amore di costruirsi una vita. Un altro periodo della giornata è trascorso. Finito il riposo, bisogna tornare al lavoro di sempre.